Elettromoto, doppia tragedia sulle strade del Veneto, vittime 2 giovani centauri in poche ore a Saonara nel Padovano e a Malcesine nel Veronese. È un sedicenne il pirata che a Cornedo Vicentino, in sella al motorino, ha travolto e ucciso il pensionato Paolo Michelin scappando subito dopo. Il minorenne si è costituito accompagnato dai genitori, il sindaco, tragedia nella tragedia. Incendio di vaste proporzioni devasta 3 aziende a Cordignano, paura alle prime luci dell'alba per la colonna di fumo nero, super lavoro dei vigili del fuoco, il custode svegliato dagli operai mentre dormiva. Maltempo, tromba d'aria colpisce in pochi minuti a Valdagno, scoperchiato il tetto di un'abitazione, 14 persone evacuate, intanto resta l'allerta arancione per i bacini Piave Pedemontano e Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone. Colpone la notte in centro a Montegrotto Terme, furto di preziosi in una gioielleria, il ladro pratica un foro nella vetrina per razziare i monili. Regionali, Zaia parla di stagno torbido e stanza buia, riferendosi all'incertezza nel centrodestra dove manca chiarezza anche sulla tanto discussa lista col suo nome. Rifiuta di fare l'orale all'esame di maturità ma viene promosso ai nostri microfoni Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo Fermi di Padova che ha lasciato di stucco i professori. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto e allora andiamo alla tragedia che si è consumata all'ora di pranzo sulla strada dei Vivai a Saonara, ancora un incidente mortale, la vittima è un motociclista di 26 anni. Un'altra giovane vita spezzata lungo la strada dei Vivai nel comune di Saonara in provincia di Padova. A perdere la vita a bordo della sua Honda Davide Bortoletto, 26enne florovivaista che aveva avviato da solo la sua attività e residente nel comune alle porte di Padova. Secondo i primi accertamenti degli agenti della polizia locale del distretto integrato Brenta, il giovane, verso ora di pranzo, in sella alla sua moto Honda, forse in fase di sorpasso, è stato centrato dall'auto guidata da una 38enne residente a Ponte San Nicolò. Il ragazzo è stato disarcionato dal mezzo ed è ricaduto sull'asfalto. Nella stessa direzione di marcia è sopraggiunta un'altra auto con al volante un uomo, sempre di 38 anni, di Piove di Sacco, che l'ha centrato in pieno. Nella carambola il vivaista ha finito la sua corsa fuori controllo contro il guardrail. Sul posto subito i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri della stazione di Legnaro. Per il ragazzo però non c'è stato nulla da fare. Una strada pericolosa, la strada dei Vivai, dove i primi giorni di giugno aveva perso la vita un 21enne, Davide Bortoletto. Era molto conosciuto a Saonara, dove viveva e lavorava insieme alla sorella gemella. Forte il dolore della comunità, per voce della sindaca Michela Lazzaro. Era un gran lavoratore, una persona molto buona, lavorava nella sua azienda insieme con la sorella Alice, sorella gemella Alice e la mamma, anche il papà. E è veramente un ragazzo d'oro, sicuramente un ragazzo che mancherà tantissimo. E sicuramente la nostra comunità è vicina alla famiglia, siamo vicini ad Alice, alla mamma, al papà. Ed è una tragedia che ci colpisce tutti, colpisce sempre quando avvengono queste cose, soprattutto quando vengono a mancare persone così giovani, così attive, così conosciute anche con grandi persone buone. E solo 2 ore prima un'altra tragedia con vittima un centauro è successo lungo la Gardesana alle 11:30 a Malcesine in provincia di Verona. A perdere la vita un giovane motociclista del posto scontratosi con un'auto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi sul posto, è arrivata in pochi minuti un'ambulanza del SUEM 118. Purtroppo i sanitari nulla hanno potuto fare per il giovane che è morto dunque sul colpo. Sulle cause del sinistro sono in corso le indagini della polizia. E si è presentato ai carabinieri di Valdagno dopo l'incidente mortale a Cereda. È un minorenne responsabile dell'urto che ha provocato la morte di Paolo Michelini, 62enne, che si è spento dopo essere stato travolto mentre spingeva a mano la sua bicicletta. Colpo di scena sulla tragedia stradale di Cereda. È un sedicenne della Valle del Lagno ad aver urtato col suo scooter nella notte tra venerdì e sabato Paolo Michelin, il 62enne che a quanto pare stava spingendo a mano la sua bicicletta in via della Madonnetta, a circa 200 metri da Contrada Pettenello.
Il giovane, dopo un giorno di silenzio, si è presentato spontaneamente in caserma dai carabinieri di Valdagno, accompagnato dai genitori. In effetti l'orientamento sin dal primo momento era che a causare la tragedia stradale fosse stato proprio uno scooter, come avevano ipotizzato alcuni residenti del posto. Io ho sentito un piccolo colpo, ma siccome passano tante moto, poco prima mi pareva di aver sentito anche un rumore di uno scooter, una moto, insomma. Il giovane dopo l'urto si è allontanato, ma è da accertare, oltre alla dinamica, anche se e quanto fosse effettivamente consapevole delle conseguenze dell'incidente, visto che la vittima nel cadere avrebbe poi battuto fatalmente la testa. Una strada comunque che, come segnalano i residenti, appare pericolosa. Questa è sempre stata una strada pericolosa, bisogna mettere dei dossi, inutile. Oggi, alla luce delle ultime novità, è intervenuto il sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro, che parla di tragedia nella tragedia. Siamo di fronte a una tragedia nella tragedia. Oltre alla morte del nostro concittadino, troviamo oggi sui giornali che l'investitore era un ragazzo di 16 anni, residente nella Valle del Lagno e che pertanto si è costituito accompagnato dai propri genitori. Confidiamo adesso nel lavoro della magistratura. Ora una notizia davvero arrivata in redazione da pochissimo, l'intervento è ancora in corso, vi faccio vedere un video che ci è arrivato da pochissimo. Siamo a Fagarè della Battaglia, a San Biagio, in via Postumia sul Piave. I carabinieri, vigili del fuoco e SUEM sono al lavoro perché risultano circa 7 ragazzi su un isolotto all'interno del fiume Piave che causa innalzamento dell'acqua e la forte corrente dovuta anche alle precipitazioni di queste ultime ore hanno bisogno di aiuto per tornare a riva. L'intervento, come vi ho detto, è in corso in questo momento. Sul posto si sono portati oltre agli elicotteri dei vigili del fuoco e del SUEM 118, eccoli qua. Li vedete, anche i mezzi dei pompieri che naturalmente sono i primi a intervenire di fronte a episodi di questo genere. Questa è la situazione, vi daremo gli aggiornamenti. E c'è l'allerta maltempo che non è finita, tra l'altro, quindi massima attenzione. Secondo il bollettino della Protezione Civile del Veneto resta il livello arancione per 2 bacini, Piave Pedemontano e Alto Brenta Bacchiglione Alpone, mentre per le altre aree diventa allerta gialla. Questa fase durerà da stasera fino alle 9 di domani. È possibile l'innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta, rigurgito dei sistemi di allagamenti di locali interrati o sottopassi, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua principale con probabile superamento del primo livello di guardia, generalmente contenuto però all'interno dell'alveo, aumento della portata possibile proprio sul Piave e sull'Adige, con valori riferiti alla prima soglia di piena per la giornata di domani. Massima attenzione, lo ribadiamo. Il maltempo che nella notte ora ha interessato la provincia di Vicenza è tornato a colpire in particolare la Valle del Lagno. Una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina a Valdagno con 14 persone evacuate. Forte l'apprensione per il maltempo in città e provincia durante il fine settimana. L'allerta arancione era stato diramato dalla Protezione Civile regionale per rovesci e temporali. Per questo domenica a Vicenza sono stati annullati a scopo precauzionale tutti gli eventi della Notte Bianca. Fortunatamente in generale non si sono registrati fenomeni atmosferici clamorosi. Per il forte vento comunque si è registrata la caduta di alcuni alberi a Creazzo e a Valdagno, dove verso le 23 le violenti raffiche del nubifragio hanno spazzato via anche la copertura di una vecchia palazzina. 14 le persone evacuate dopo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, presenti anche i servizi sociali del comune. È intervenuta la nostra dirigente che ha innanzitutto verificato quali fossero le possibilità nella rete di conoscenze dei nuclei familiari per la collocazione, e infatti 9 su 11 persone sono state collocate da conoscenti. Solo per 2 adulti è intervenuto il comune trovando una collocazione nell'albergo qui in città. Tanta la paura soprattutto per la presenza di bambini. Si tratta di 2 famiglie, una famiglia di 6 componenti, padre, madre e 4 figli. I 4 figli sono appunto alloggiati presso residenti, il padre e la madre sono in albergo.
ed è una famiglia di origine nigeriana. L'altra famiglia invece di origine indiana, sono padre, madre, nonno e 2 figli, e questi sono ospitati da conoscenti, nella rete di conoscenti. Difficile ancora per il momento fare previsioni sull'immediato rientro delle famiglie nelle rispettive abitazioni. Ma i danni non sono elevati, quindi tecnicamente non sono interventi di grande portata, bisogna capire la volontà dei proprietari e le disponibilità dei dei proprietari di fare intervento, quindi insomma, potrebbe anche volerci una settimana, insomma, per quel che ci riguarda. L'allerta maltempo persiste ancora, le squadre di pronto intervento sono mobilitate. Come comune abbiamo aperto il COC ieri pomeriggio, mi risulta anche il comune del Quaro abbia fatto lo stesso, e poi è intervenuta anche l'apertura della COI da parte dell'Unione Montana, quindi stamattina io ho formato l'ordinanza relativa, teniamo aperto il COC fino a domani perché diciamo, l'allarme arancione adesso è giallo, ma fin tanto che non è chiuso, diciamo, lo teniamo aperto. A Valdagno i residenti sono naturalmente preoccupati, assistono sempre più spesso a raffiche di vento concentrate alle cosiddette bombe d'acqua. Hai sentito il maltempo stanotte? Faceva un po' di paura questa notte. Sì. Subito una bomba di acqua. Faceva brutto ieri sera. Cosa ha sentito proprio? No, ho sentito soltanto questa bomba d'acqua e basta. Ho chiuso tutte le mie finestre, ma non sono mica accorto che è successo qua intorno. Qua è venuto giù un luminario, non so da dove è partito, difatti sto scopando via tutti i vetri perché se lasciavo fuori la macchina era un disastro. Comunque è stato un attimo solo. Però violento, subito? Violento, ma mai visto una cosa del genere? Un tromba d'aria. Sì, ma un attimo, tanto che mio figlio abita a 300 metri e non ha fatto niente. Qua ha preso solo una striscia e basta. Sì, un po' paura, non mi piace questo tempo. Ha saputo di 14 persone che sono state evacuate? Oggi mattina ho sentito. Dispiace. Questa notte molti fulmini, lampi, vento. Da casa di là non abbiamo visto un granché, però sì, insomma, ultimamente il tempo sta facendo danni. Paura no, ma un po' preoccupato sì, dopo l'ultimo evento un po', però sono abbastanza fiducioso che non ricapiti a breve, speriamo. Senti, ci sono 14 persone evacuate qua, sono uscite di casa perché hanno rovinato il tetto, non possono stare. Ma infatti ho visto, no, i vigili fuoco, che sono su cima qua sua, no, prolungabile. E ho visto che sa la guaina del tetto suo così, no, guarda cosa. Conosci le persone che abitavano lì in quella casa? Beh, le conosco così per vista. Ma sono tante, 14 persone fuori. Sì. Così. Soprattutto la famiglia lì che ha i bambini piccoli, mi faceva pena, poverini. Sì. Comunque i vigili, tanto di cappello, perché veramente sono persone che bisognerebbe pagarle al doppio di quelli che prendono. Sono stati bravi tutta la notte? Sì. 3 ore e mezza sono rimaste qua. Comunque bravi. E ora andiamo invece all'incendio di vaste proporzioni che ha devastato 3 aziende a Cordignano, nell'Alta Marca. Dall'alba quasi 50 pompieri intervenuti con 6 mezzi per spegnere il fuoco. Sono tanti fulmini comunque. 3 aziende distrutte, anni di lavoro in fumo, ma per fortuna nessun ferito. Doveva essere una normale giornata di lavoro in via Col di Lana a Cordignano, invece verso le 5:30 del mattino sono scoppiate altissime le fiamme all'interno delle aziende Tofano e Vintage Wood. Il fuoco ha investito in breve tempo anche una terza impresa, la Lacca, adiacente alle altre 2. Proprio qui dormivano il custode e la sua famiglia, avvertiti in tempo da alcuni operai che arrivavano presto per il lavoro. Sono poi intervenuti quasi 50 uomini dei vigili del fuoco con squadre di supporto anche da Belluno, Venezia, Padova e Pordenone per spegnere un incendio che si è rivelato più problematico del previsto. Sul posto anche carabinieri e SUEM 118. Le operazioni sono ancora complesse perché gran parte della parte centrale del capannone è implosa in se stessa, quindi abbiamo difficoltà ad accedere, di conseguenza tutte le operazioni sono
concentrate lateralmente. Già aperto un fascicolo in procura a Treviso per capire le cause del rogo, anche se bisognerà attendere il totale spegnimento prima di formulare ipotesi. Non si esclude comunque che un fulmine possa essere l'origine del problema, dato che sulla zona imperversava un forte maltempo. Allo stato attuale non abbiamo ancora fatto nessuna ipotesi, perché appunto prima ci concentriamo nel mettere in sicurezza l'area e poi faremo le dovute indagini in collaborazione con i carabinieri. Le aziende interessate sono la Tofano, specializzata nel recupero di alcuni rifiuti speciali, tra cui l'amianto, ma non nella sede di Cordignano che era già stata bonificata, una sua derivata, la Vintage Wood, che si occupa della lavorazione del legno di recupero producendo mobili, pavimenti e semilavorati, e la Lacca, grossista di prodotti per fioristi. Preoccupazione naturalmente anche per la qualità dell'aria, carica di materiale tossico, che i tecnici dell'ARPAV sono usciti prontamente a misurare. Sono stati fatti una decina di campionamenti, stavano misurando la qualità dell'aria a Cordignano, tutti questi dati verranno inviati in laboratorio. Allora, da quello che è bruciato possiamo stare relativamente tranquilli per quanto riguarda la qualità dell'aria. A scopo precauzionale abbiamo avvisato la popolazione di evitare di uscire se non necessario, di tenere le finestre chiuse e per ulteriore scrupolo abbiamo avvisato il gestore del centro estivo e del GRES parrocchiale di oggi di fare attività al chiuso per i bambini piccoli. Furti con il colpo messo a segno nella notte in centro a Montegrotto Terme ai danni di una gioielleria. Un foro nella vetrina all'altezza del ripiano dove erano esposti i gioielli più costosi. Sono bastati pochi minuti al ladro per arraffare tutti i monili e mettere a segno il colpo alla gioielleria Mini Gioiello di via della Stazione a Montegrotto Terme. Il colpo nella notte, il ladro ha prima oscurato le telecamere di sorveglianza che puntano dirette sulla vetrina, poi ha aperto un foro tra le grate e in pochi minuti ha fatto razzia. Nel frattempo è scattato l'allarme, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il o i malviventi si erano già dileguati. Non è escluso infatti che il ladro possa aver agito con un complice che lo ha atteso in auto per la fuga. I carabinieri comunque hanno acquisito le immagini delle telecamere per individuare ulteriori dettagli che potrebbero far identificare il ladro. Il bottino è in fase di quantificazione, mentre i titolari hanno coperto il foro della vetrina con un cartello. La politica adesso con il presidente del Veneto Zaia che parla di stagno torbido, di stanza buia, riferendosi all'incertezza nel centrodestra in vista delle regionali del prossimo autunno, dove manca chiarezza anche sulla presentazione della tanto discussa lista Zaia. Nel centrodestra non c'è chiarezza e Luca Zaia mostra per la prima volta un'esplicita insofferenza. Nulla di definito in vista delle elezioni regionali d'autunno, non solo per quanto riguarda il candidato presidente, problema non più suo dopo l'affossamento del terzo mandato, ma anche e soprattutto per il ruolo che lo stesso Zaia dovrebbe avere nel catalizzare trasversalmente con una sua lista i voti. Innanzitutto attendo di capire cosa proporrà quel famoso tavolo che io non ho ben capito dove sia, cosa si fa, cosa fanno, ma comunque alla fine qualcuno mi verrà a dire qualcosa. Dopodiché farò le mie considerazioni quando ci saranno delle linee guida. Oggi nella mia posizione ho difficoltà a esprimere la mia personale idea, visto che considerato che non ho ben capito, siamo ancora a un'acqua torbidissima dello stagno e quindi finché non ci sarà un po' di limpidezza è difficile capire. Diciamo che se dovessimo fare un paragone per ricordarlo ai cittadini, in questa fase siamo in una stanza buia, tutti cerchiamo un interruttore. Cercheremo di capire che lo trovo l'interruttore. Se finora è stato lui quello additato come indeciso su cosa voleva fare una volta smessi i panni di governatore, è il tira e molla nel centrodestra ora a indispettirlo, ben sapendo di essere depositario di un tesoretto, quella lista Zaia di cui Fratelli d'Italia non vuole neanche sentir parlare e che i sostenitori della corsa in solitaria della Lega considerano invece come un asso nella manica. Zaia lascia intendere di aspettarsi che il suo partito valorizzi e difenda questo patrimonio di consensi. Se è vero che il centrodestra vuole ampliare il consenso ed essere anche, ci vuole una dose di sensibilità nei confronti anche di chi non ci vota, che la mia lista civica ha sempre intercettato un elettorato che comunemente non vota a destra. I dati li parlano da soli, l'ultima statistica che è uscita dice che una lista come la mia può arrivare al 40-45%, cercheremo di capire il centrodestra se vuole valorizzare oppure no. Numeri che rispecchiano un gradimento costantemente alto nell'elettorato, anche se l'ultima classifica del Sole 24
24 ore sui governatori più amati della penisola vede Zaia scalzato dal primo gradino del podio dal collega del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Questione di decimali, taglia corto il presidente veneto. Sono sondaggi, lasciano sempre il tempo che trovano. Sentite, ne hanno fatti 3, su 2 sono primo da 15 anni, su 1 sono secondo per lo 0, qualcosa. Vabbè, va bene, cioè, tutto quello che non strozza ingrassa. Rifiuta di fare l'orale di maturità ma viene promosso. Ai nostri microfoni Gian Maria Favaretto, studente del liceo Fermi di Padova, spiega la sua decisione fuori dagli schemi che ha lasciato di stucco i professori. È una cosa che è partita soprattutto per le mie sensazioni, nel senso per come vedevo i miei compagni di classe, per come vedevo che affrontavano anche le prove, insomma, le verifiche, le interrogazioni e soprattutto per come diciamo, interpretavano i voti. Ecco. Gian Maria Favaretto ha motivato così la sua scelta di non sostenere la prova orale della maturità. Neodiplomato al liceo scientifico Fermi di Padova, il ragazzo si è presentato davanti alla commissione sapendo di essere già matematicamente promosso e ha spiegato la sua volontà di non rispondere alle domande. I professori stupiti hanno provato a convincerlo, ma lui è rimasto fermo sulle sue posizioni. Loro mi hanno chiesto perché erano stupiti, insomma un po' spiazzati anche, e io ho spiegato che appunto sono un po' contrario insomma, all'esame in sé e che insomma prendendo questa scelta, come ho già detto, anche magari sbagliata, conto di poterne imparare di più rispetto che a facendo una cosa che non comprendo, non capisco, con cui non sono d'accordo, solo perché lo fanno gli altri. L'ansia del voto, il dover basare la propria vita scolastica su un giudizio finale piuttosto che viverla come un'esperienza formativa. Gian Maria con il suo gesto di sfida ha voluto esprimere così la sua protesta contro il sistema di valutazione scolastico. Spesso mi sembra di vedere che i ragazzi siano proprio attaccati al numero, al 7, l'8, qualunque cosa sia, nel senso, e mi sembra che non capiscano che valore effettivamente ha questo voto, nel senso che se è frutto di un percorso di impegno da parte dello studente che non per forza corrisponde a una valutazione dello studente. Ecco. Tecnicamente nulla può vietare allo studente di non rispondere all'orale. Gian Maria con i punteggi delle prove scritte era già arrivato a 62, il voto minimo dei colloqui sono 3 punti e quindi alla fine il ragazzo è uscito con 65. Per me ci sono altre cose che fanno crescere, che fanno effettivamente maturare le persone. Io sono stato bocciato 1 anno e credo che quell'anno che ho ripetuto mi abbia insegnato molto di più di queste 3 prove. Gian Maria Favaretto, giocatore di rugby, ora pensa al suo futuro, nei suoi piani, l'università e anche qui voti con cui confrontarsi, ma questa è tutta un'altra storia. Io alla fine comunque non voglio andare contro a tutte e tutti, nel senso io ho espresso la mia idea, la mia opinione, come penso sia giusto. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Arrivederci.